Abbiamo sentito dei colpi di pistola, siamo in via Crimea. Sono state diverse le chiamate ricevute nella serata di mercoledì dalla centrale operativa dei carabinieri di Padova. Colpi che provenivano da un appartamento, avevano specificato i cittadini. Una pattuglia si è diretta sul posto per le verifiche e immediatamente è scattato l'allarme dopo che l'uomo, chiuso dentro l'abitazione da cui sembravano provenire i presunti spari, si era rifiutato di aprire. Con un piano ormai collaudato, in via Crimea sono arrivati un negoziatore del nucleo investigativo dei Carabinieri e due squadre delle aliquote di primo intervento della compagnia di Padova, che hanno dato vita a una lunga opera di mediazione. Poco prima delle 2 di notte il blitz. Dopo l'irruzione in casa dei Carabinieri, l'uomo all'interno, una guardia giurata sessantenne in possesso di un'arma regolarmente detenuta, è stato portato in ospedale dove si trova ricoverato nel reparto di psichiatria. Abbiamo avuto un asserragliato in casa, diciamo tecnicamente si chiama così, anche se è una situazione che si è risolta abbastanza rapidamente, però abbiamo messo in campo quello che è secondo noi un dispositivo di servizio che funziona, cioè unità altamente specializzate e il negoziatore. Ma questo perché? Perché in questo modo garantiamo la sicurezza delle persone, del soggetto stesso che si chiude in casa e degli stessi operatori. Nessuna conseguenza per i cittadini del quartiere, di solito molto tranquillo, se non ore di ansia, paura e apprensione. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Padova, che stanno conducendo accertamenti anche sull'esplosione dei colpi d'arma da fuoco.